Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon giovedì 1 agosto, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti e per commentare le notizie di politica del giorno. Il numero è lo 02 66 20 35 29, vi ricordo anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56, saluto Giulio Carnelli al di là del vetro. Invito tutti i nostri radioascoltatori a chiamarci oggi, alla signora Lisetta, alla signora Renata e a tanti altri amici. Poi saluto anche in regia un nuovo ragazzo, Alessandro Levrini. Giulio Carnelli sta facendo da maestro a questo ragazzo che imparerà il mestiere di regista. E guardiamo le ultime notizie prima di presentare i nostri prossimi ospiti. A Nuoro ci sono state delle esplosioni e delle scritte razziste contro 2 migranti, prima l'incendio di 2 auto, poi la deflagrazione di 2 ordigni rudimentali a basso potenziale, ora le scritte razziste sui muri con tanto di svastica a firmare l'intimidazione negri a morte. Ancora delle notizie che ci giungono dalla Sardegna, attentati contro il PD in Sardegna, lettera minatoria al vice sindaco di San Teodoro. Non sono passate neppure 24 ore dal duplice attentato contro la sede del PD ad Orgali e contro il sindaco di Cardedu Matteo Piras, che un altro amministratore locale del Nuorese è finito nel mirino. Si tratta del vice sindaco di San Teodoro, Alberto Melinu, di area centro-sinistra, con un passato in Rifondazione Comunista. Una lettera intimidatoria con un invito a non ripresentarsi alle elezioni è stata recapitata all'indirizzo della Casa dell'Uomo. E per quanto riguarda la riforma della giustizia, interviene il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Poniz, parlando dell'ipotesi del sorteggio per il CSM. Dice incostituzionale il sorteggio per il CSM. Se ok, allora va esteso a tutti gli altri organi costituzionali. Allora, come ogni giovedì a quest'ora, in collegamento telefonico con noi c'è Pietro De Leo, amico di RPL, giornalista del Tempo. Buongiorno Pietro. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Allora Pietro, raccontaci un po', ieri sera a TGcom hai parlato un po' della radio, no? Che cosa hai chiesto? No, semplicemente ho fatto una citazione, siccome è sempre un piacere avere l'interfaccia con gli ascoltatori che chiamano. Sì. Ho notato, insomma, da quello che ho potuto appurare, c'è una richiesta che dagli ascoltatori proviene, dai vostri ascoltatori, come anche dagli elettori della Lega che stanno sui social, dai sostenitori di Salvini, eccetera. C'è una richiesta quasi corale di interrompere questa esperienza di governo. Va bene. Senti Pietro, allora quest'oggi abbiamo numerosi ospiti in collegamento telefonico con noi. Abbiamo, penso per la prima volta a RPL, Andrea Amata. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi studio e a tutti i radioascoltatori. Allora, grazie mille Andrea, tu sei giornalista, analista politico, attualmente sei opinionista per il Tempo, sei stato vicepresidente della provincia di Frosinone e capo segreteria dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio. Andrea, tu sei autore di un libro, Democrazia populista, il governo dei cittadini, Storica editore. Allora, raccontaci un po' come mai hai deciso di scrivere questo libro e di che cosa tratta il tuo libro. Il libro scaturisce da una serie di riflessioni su cui mi stavo concentrando da un po' di tempo, sia per l'esperienza politica diretta, ma anche come osservatore che opinionista. Il libro di cui sono autore si concentra anche sull'esperienza dell'attuale governo pentaleghista, che rappresenta la fusione negoziata da un contratto di governo tra la Lega e i 5 Stelle, una formula di populismo che definisco ibrido di governo, mutuando anche dal linguaggio agronomico la tecnica dell'innesto, che è la riproduzione asessuata di una specie di coltivazione che per avere successo però ci deve essere la perfetta coincidenza nella saldatura fra le due tipologie. Populismo in sostanza certifica una transizione, perché
Le categorie novecentesche, destra-sinistra, che connotavano un conflitto orizzontale, sono state liquidate, archiviate dalla dimensione verticale della contrapposizione fra un basso, il popolo, e un alto, l'establishment. Le forze populiste in sostanza hanno assimilato tale conflitto, declinandolo nella critica all'elite, nella difesa dei confini, nell'avversione verso il basso rendimento della democrazia rappresentativa, che con il suo eccesso di mediazione intrappola la decisione nella rete della complessità procedurale. Certo, senti Pietro, tu hai anche presentato il libro di Andrea, no? Che curiosità appunto vuoi chiedergli? Saluto Andrea innanzitutto e gli mando un abbraccio. Ciao Pietro, ricambio con affetto. Ciao, no, volevo chiedergli, secondo lui, se insomma, considerando che l'onda populista, così, a parte che populista è un termine che dal mainstream è utilizzato spesso anche con un significato improprio, però vabbè, a parte questo, insomma, volevo chiedere ad Andrea se, considerando come anno zero dell'avanzata populista il 2016, perché è l'anno in cui c'è stato il referendum della Brexit, in cui hanno vinto ha vinto l'opzione dell'uscita, l'anno in cui poi c'è stata a novembre la vittoria di Donald Trump, che tipo di evoluzione c'è stata dell'esperienza populista dopo ormai 3 anni e qualche mese? E quali sono le prospettive che lui vede da qui al futuro? Allora, bisogna analizzare le premesse che hanno consentito al populismo di affermarsi, perché se noi ragioniamo su 3 driver, motori che hanno prodotto un nuovo paradigma con cicli politici sempre più brevi, parlo di modernità, l'innovazione tecnologica e la società dei consumi. La modernità, con il suo spirito critico, ha messo in discussione tutto. Non abbiamo più credenze stabili, ma precarie, che non orientano l'individuo ma lo disorientano. L'innovazione tecnologica ha prodotto un mercato informativo saturo, in cui la notizia affoga nell'alluvione di stimoli, e l'unico modo per farla affiorare e per farla e renderla percepibile, notiziabile, e rivestirla di sensazionalismo. Catturo l'attenzione solo se esaspero la notizia. E poi il terzo driver è la società dei consumi, con le sue implicazioni psicologiche, ci rende permanentemente insoddisfatti e alla ricerca del nuovo. Se noi pensiamo al 2014 con Matteo Renzi, no? In cui tutti i commentatori profetizzavano il ventennio renziano, sappiamo tutti come andrà a finire. Matteo Renzi lanciò il messaggio della rottamazione e, come un boomerang, nel momento della torsione della sua traiettoria, lo colpì in faccia, e il rottamatore, per una sorta di nemesi, finì rottamato. Quindi il populismo può avere successo fino a quando c'è una mobilitazione emozionale funzionale al successo del suo messaggio. Io ritengo che, come tutti i cicli politici, c'è una fase di fisiologica contrazione. Per mitigare questa contrazione è necessario che la politica trasmetta, oltre che dei messaggi emozionali, anche dei fatti concreti. Ecco, senti Andrea, come ti spieghi questo grande successo della Lega? Anche gli ultimi sondaggi di lunedì scorso appunto dimostrano come la Lega sia in crescita. Perché Matteo Renzi è stato un grande innovatore nella comunicazione negli ultimi anni, usa un linguaggio di verità e rispetto ai precedenti leader non c'è questa sfasatura tra quello che dice e quello che fa, c'è una coincidenza tra la sua azione programmatica. Volevi dire Matteo Salvini? Salvini, scusami, Salvini, assolutamente. Benissimo. Scusate per il lapsus. Sì, perché tra i 2 Mattei è facile confondersi. Esatto. Come nome, Quindi, ecco. Matteo Salvini è stato un grande innovatore, dicevo, della comunicazione. Rispetto ai precedenti leader non c'è questa sfasatura, discrasia fra ciò che dice e ciò che fa. E poi ha un retaggio anche organizzativo nel centro-nord Italia molto importante, e nel centro-sud Italia si sta in qualche modo strutturando la sua presenza politica, e questo sarà, come dire, un forte vantaggio per nazionalizzare sempre di più una formazione politica che ha un'origine, possiamo dirlo, regionale. Certo. Pietro, vuoi fare altre domande al nostro amico Andrea? Io volevo chiedergli se lui non ritiene che però a distanza, insomma, di queste esperienze, di queste anche vittorie elettorali,
i partiti populisti non siano un po' indietro sulla creazione di una cultura di governo, o quantomeno, anche se non sono indietro, comunque non ci sia l'esigenza proprio di accelerare e di imporlo come, tra virgolette, core business, come priorità dell'azione politica, perché come diceva Andrea e come insomma anche diciamo noi tutte le settimane, c'è stata una grande abilità un po' di tutte le forze di saper intercettare le sensibilità, gli umori, che non sono una bestemmia ma sono una cosa seria, perché nascono dalla società delle popolazioni. Però ora la mia domanda è se non serva puntare molto sulla creazione di una cultura di governo, di una maggiore sensibilità istituzionale anche di una classe dirigente. Sì, di questo ne sono convinto, perché la zuffa dialettica è la parodia della politica. Oggi viviamo una fase di spettacolarizzazione politica che porta purtroppo ad esaltare i momenti di confronto dialettico. Io ritengo che appunto una forza populista, per potersi radicare e dare prospettive avvincenti e vincenti, debba radicarsi attraverso una elaborazione della cultura politica di governo. In questo senso c'è possiamo dire una lacuna importante che va assolutamente colmata per dare una prospettiva politica alle forze populiste, che devono dotarsi di una visione politica d'insieme, di una anche elaborazione culturale che vada in qualche modo a mitigare quelle che saranno sicuramente delle contrazioni fisiologiche anche del messaggio populista. Ecco, benissimo. Senti Andrea, quali sono i tuoi prossimi impegni? Intanto proseguo con questa attività che mi sta dando grandi soddisfazioni di opinionista politico su un quotidiano prestigioso quale Il Tempo, e quindi ritengo di dover ancora dare molto in questo senso. Poi sinceramente non ho programmi ulteriori. Ecco, Pietro, non so, vuoi commentare? Hai altri libri in cantiere? No, in verità no, vorrei aspettare qualche novità rilevante per poter poi favorire delle riflessioni che mi consentano di poter scrivere un ulteriore saggio. Benissimo. Senti Andrea, per quanto riguarda Roma, no? Tu non so di dove sei romano, giusto? Provincia di Frosinone. Ecco, provincia di Frosinone. Raccontaci un po' Roma e tutto il Lazio, no? Di che cosa ha bisogno, no? Per rilanciare questa regione, la città di Roma? Vabbè, la città di Roma purtroppo abbiamo un retaggio negativo che si accumula un po' da troppo tempo. Io ritengo che il Lazio e il Roma abbiano bisogno di un cambio di passo radicale. Noi in questi giorni Zingaretti sta propagandando l'uscita del commissariamento per quanto riguarda la sanità, ma dobbiamo domandarci, Zingaretti dovrebbe domandare a se stesso a quale costo l'uscita dal commissariamento con tagli lineari all'offerta sanitaria. Tant'è vero, la Regione Lazio ha il record in Italia di mobilità passiva, cioè la domanda ospedaliera dei cittadini del Lazio si rivolge a strutture più efficienti fuori regione. Questo poi comporta dei danni sul bilancio regionale, perché quel tipo di prestazioni potevano essere rimborsate dalla collettività laziale. Quindi io ritengo che sia necessario un cambio radicale di passo politico sia sulla città di Roma sia nel Lazio in generale. Io credo che si parla anche di venti di crisi nell'assemblea regionale e anche nella città di Roma, e io credo che la Lega, che è il primo partito nel Lazio e a Roma, possa rappresentare un'alternativa forte per dare un messaggio di speranza ai cittadini laziali. Benissimo, allora Andrea, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Quando vorrai ci risentiamo prossimamente in radio. Grazie a voi, a presto allora. Allora, Ciao, grazie Andrea. mille. Ciao Pietro. Grazie mille ad Andrea Amata, opinionista per Il Tempo e giornalista. Allora Pietro, carissimo, raccontaci un po' quello che sta succedendo, no? Abbiamo visto ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri, sospeso, ripreso, si è discusso sulla giustizia, ma di altro, no? Che altro è stato deciso? Ma a livello della giustizia, insomma, è tutto molto sospeso. Poi il Consiglio dei Ministri è stato un Consiglio dei Ministri piuttosto breve su altri punti, perché a quanto ho letto c'erano delle iniziative da prendere su dei comuni, insomma delle cose indifferibili che andavano fatte per forza. Però
il punto principale era proprio quello della giustizia. E qui direi che emerge il solco tra queste due forze politiche che hanno un orientamento molto diverso, perché comunque la Lega è un partito che ha attraversato 25 anni anche tra governo e opposizione di istituzioni, ben conosce qual è lo stato della giustizia in Italia e i riflessi che questo riverberano su tutta la società. Il Movimento 5 Stelle è un partito che ha fatto della morale della colpa la sua fortuna, perché insomma è il partito che nasce dal tutti a casa, è il partito che nasce soffiando sul fuoco della speranza purtroppo di una parte della popolazione italiana di vedere chi sta meglio in galera, insomma, e sta cercando di tradurre questo in un legalismo giustizialista, che significa più controlli attraverso i Trojan, più intercettazioni, significa non prescrizione, significa restringimento delle garanzie. Certo. Insomma, questa è una strada che è pericolosa, perché va bene la certezza del diritto, però la certezza del diritto senza le garanzie e soprattutto senza riformare la conformazione e lo status della magistratura, francamente può dare degli effetti dannosi. Infatti noi abbiamo adesso, senza che andiamo nel merito, però abbiamo visto con tutto il rivolgimento che c'è stato nel CSM questi mesi, abbiamo visto con l'espettorare di storie poco edificanti a livello della magistratura quanto sia urgente arrivare ad una separazione delle carriere. Questo è un tema di cui si parla da anni, ma al momento adesso è indifferibile e il movimento non ne vuole sentir parlare. Bonafede ha detto più volte che è un cambiamento che lui non vuole applicare, però questo è uno dei punti, credo, su cui il governo si sta arenando anche giustamente. Se ho un minuto, Certo. Io ti voglio citare alcuni dati che mi sono appuntato. Allora, calcola che, e questo è importante anche a casa per capire un po' la situazione, c'è un libro scritto nel 2014 da un giurista che si chiama Giuseppe Federico e il libro si intitola I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia. Allora, il 72,9% di intervistati tra gli avvocati sono convinti che nel tribunale il giudice giudicante accolga sempre o quasi sempre una richiesta avanzata del PM. Il 58% degli intervistati dichiara che il giudice, sempre giudicante, è più sensibile alle sollecitazioni del PM rispetto a quelle del difensore nei processi ordinari, una percentuale che sale addirittura al 71% per i processi più rilevanti. Allora, insomma, si capisce da qua quanto tutto questo rapporto, questo sbilanciamento poi influisca su tante cose all'interno del processo, a partire dall'assolvimento dei testimoni, le prove, e quindi siccome ci sia proprio bisogno di questo cambiamento fondamentale. Questo era un dato che volevo esporre per sottolineare la cosa. Quindi insomma la decisione finale della riforma quando sarà? Adesso inizia una maratona perché a quanto leggo, insomma, la Lega non ha alcuna intenzione di concedere nulla. Poi c'era anche un altro discorso relativo alla lunghezza, alla durata, perché tutto quello di cui stiamo parlando riguarda il processo penale, perché sul processo civile sembra ci sia l'accordo. Il processo penale invece c'è questa grande distanza. La Lega vorrebbe ridurre la durata del processo e poi c'è anche il discorso della prescrizione, cioè era stata da una precedente normativa sempre approvata da questo governo, era stato stabilito che dal 1° gennaio 2020, nel momento in cui c'è la sentenza di primo grado, non scorre più il cronometro della prescrizione, e anche questo un venir meno delle garanzie, cioè le cose sono tante, i punti di distanza sono molti e dubito che in breve si arriverà ad una soluzione, poi specie considerando che c'è anche l'estate di mezzo, insomma non sarà facile. Va bene, allora Pietro, abbiamo il nostro prossimo ospite, vedo Giulio dalla regia che mi dice che era in attesa da ben 2 o 3 minuti, e Paolo Tiramani, deputato della Lega. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Allora, grazie mille per essere qui con noi. Allora, Paolo, raccontaci un po' in diretta dalla Camera, immagino, no? Che cosa state facendo? Assolutamente, stiamo parlando di alcuni provvedimenti che riguardano il funzionamento della Camera. Siamo incartati da oltre un'ora su un ordine del giorno che richiede la possibilità di allattare per i deputati all'interno dell'emiciclo. Francamente, anche ascoltando quello che stavate disquisendo tu e il tuo ospite, insomma, argomenti molto più bassi per la Camera. Ecco. Interessa anche a me l'argomento giustizia. Prego. Ecco, tu che ne pensi? Ma credo che francamente la prima bozza di proposta del Movimento 5 Stelle sia troppo giustizialista, va rivista per tanti aspetti. Il problema della prescrizione è un problema da affrontare, perché quello che è sempre meno chiaro a tanti italiani sono i tempi appunto della giustizia penale, che fino al terzo grado di giudizio impiegano spesso tantissimi anni. La prescrizione è un atto di giustizia. Allora, se ci sono dei tempi certi è un discorso, però in questo paese i tempi certi non ce ne sono mai. Va riformulata la giustizia affinché i primi 3 gradi di giudizio si possano affrontare in 4 o 5 anni, non di più, e allora di prescrizione non si parlerà più neanche. Certo. Senti Paolo, che si dice da Borgo Sesia, no? Dove tu sei sindaco, hai delle novità da darci? Abbiamo fatto tante cose interessanti in queste ultime settimane, almeno 2 inaugurazioni. È stata aperta la nuova pista d'atletica che abbiamo deciso di dedicare a Gianluca Buonanno, un impianto che era completamente all'abbandono, che con il finanziamento del credito sportivo abbiamo riportato alla luce. È una pista bellissima dove si allena tra l'altro un campione del mondo, Stefano Sottile, borgosesiano, che ha vinto gli italiani nei giorni scorsi di salto in alto con il miglior risultato mondiale 2019, 2033, quindi il nostro orgoglio che portiamo. Abbiamo intitolato un largo al sindaco eroe di Rocca di Papa domenica, Emanuele Crespini, c'erano anche i suoi parenti. È stata una cerimonia molto toccante e soprattutto un riconoscimento a un amministratore locale che ha dato la propria vita per la propria comunità e ai propri dipendenti. Allora, e poi ci saranno tante altre cose, ne parleremo anche nei prossimi mesi quando Matteo Salvini verrà a Borgo Sesia il 7 settembre. Ah, ecco, benissimo. Già stabilito il 7 settembre il ministro Salvini a Borgo Sesia. Allora, Paolo e Pietro, andiamo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Segui la Lega. Da Lampedusa a Milano, da Taranto a Ventimiglia, la Lega è un laboratorio di idee e passione civile sempre in movimento. Segui le sue manifestazioni, i meeting e le feste. Solo su RPL, l'agenda degli eventi aggiornata provincia per provincia, le interviste con gli organizzatori e i collegamenti con i nostri inviati. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico abbiamo con noi Paolo Tiramani, deputato della Lega, e Pietro De Leo, giornalista de Il Tempo. Allora, Pietro, con te vorrei parlare di Altra Italia. Insomma, Berlusconi lancia la federazione di centro. Ci racconti un po' che cos'è questo appello del leader Berlusconi?
è stato definito il predellino, un nuovo predellino, ma a me sembra un po' un predellino, passatemi la battuta, su una croma, cioè su una macchina ormai un po', cioè nel senso, la formula, ripetere la formula della dirompenza probabilmente adesso non so quanto susciti gli effetti sperati. C'è secondo me molta tattica da parte di Berlusconi, cioè è chiaro che delle realtà di centro in cerca di un approdo, in cerca di una casa esistono, c'è anche un elettorato, sì. Però a me sembra più che altro una mossa fatta per innescare alcune fibrillazioni interne a Forza Italia. Noi sappiamo che c'è Giovanni Toti che scalpita, ci sono anche molti altri che chiedono un congresso fisiologico in cui dopo tanti anni, arrivati ad un risultato elettorale negativo come quello degli europei, insomma è anche giusto che varie anime si confrontino, anche si scontrino, perché no, su dei rispettivi programmi e delle rispettive idee. Siccome Berlusconi ha tanti pregi, però non ha mai troppo digerito l'idea che il suo partito fosse contendibile, a questo punto secondo me ha lanciato questa idea di federazione per uscire un po' per sollevarsi da questo dibattito che, insomma, se intuisco, lo annoia molto, questo dibattito interno. Sì. Ha ricevuto già delle adesioni, però ecco, sono tutti cespugli, sì, ma sono tutti cespugli piuttosto residuali all'interno del mondo moderato. Non so quanto. L'idea senz'altro è buona, perché, ripeto, c'è una realtà, c'è un elettorato, magari molti che non votano, che sono nell'astensionismo, che si possono riattrarre, però farlo così in maniera affrettata. Io so anche di varie associazioni che si stanno muovendo, ad esempio hanno scritto anche sul Tempo un paio di settimane fa, sì. È stato pubblicato anche da poco un libro che si chiama dell'associazione Costruire Insieme, con copertina c'è tutto un albero che sta a significare il piantare una nuova realtà, eccetera. Però non so francamente se fatto così possa sortire degli effetti importanti. Dubito, anche perché il momento non mi pare adatto, anche come stagione dell'anno. Mi pare più una cosa, ecco, ripeto, fatta per disinnescare delle fibrillazioni interne a Forza Italia. Sì, allora abbiamo una telefonata, poi sentiamo anche Paolo su questo e rispondiamo anche alla telefonata. Pronto? Sì, ciao, stamattina è un po' dura a chiamare, prima e dopo, vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Ci sei riuscita a prendere la linea, sì, dai. No, ma è che prima non c'erano le telefonate, adesso vabbè, ce l'ho fatta, dai. Niente, volevo solo dire questo, approfitto che c'è in diretta anche il deputato della Camera. Sì. Dal mio misero proprio punto di vista. Non giochiamo al ribasso. Con questa gente che è pericolosa, io mi riferisco ai 5 Stelle, non porteremo a casa niente di trascendentale, di incisivo, di qualcosa che l'Italia ha bisogno, cioè qualcosa per cui la Lega si farà ricordare, questo governo si farà ricordare, e soprattutto la Lega continuerà ad avere consensi. La giustizia, con loro non c'è storia, perché questi sono dei giustizialisti, per cui non si riuscirà a fare niente di quello che noi vogliamo, cioè qualcosa di incisivo. L'autonomia, questi non ce la daranno mai, l'autonomia annacquata la gente non la vuole, la gente vuole qualcosa di incisivo, vuole quello per cui ha votato il referendum. Sì. La flat tax non parliamone, quindi davvero occhio, perché se continuiamo a tergiversare, a stare e a vivacchiare, cosa che Salvini ha sempre detto che non vuole fare, ci tiriamo la zappa sui piedi, ok? Quindi io, dato che amo la Lega, amo Salvini, gli voglio un bene dell'anima, Salvini, ti prego, non tiriamo a campare, perché questi sono pericolosi, queste gente, i 5 Stelle, sono pericolosi, siamo attenti.
Grazie. Va bene, grazie mille. Allora, Paolo, parliamo di provvedimenti annacquati. Adesso usiamo questo termine, no? Che ne pensi? La signora ha riassunto tutti i fronti, no, di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Come vogliamo risponderle? Ma secondo me non è così però la rappresentazione che lei ha dato. C'è preoccupazione continua e costante. È un governo che va avanti a colpi di provvedimenti che si basa su un contratto, però la Lega in questi 13 mesi di governo ha ottenuto dei risultati a livello proprio di provvedimenti non pensabili, o comunque che con altri governi di centrodestra avrebbe dovuto faticare molto di più. Alla fine il buonsenso prevale la forza elettorale di Matteo Salvini in questo governo. L'esempio lampante è il fatto che la TAV si farà, eppure le barricate che il Movimento 5 Stelle poneva mesi fa erano tante, invece alla fine il risultato è arrivato, come sono arrivati altri risultati importanti. Il tema della giustizia è quello che a me preoccupa di più, perché per loro è un dogma e siamo distanti anni luce. Ecco. Vediamo. Poi abbiamo anche le incertezze sul nome del commissario dell'Unione Europea, la TAV si farà, però appunto ci sarà anche la mozione del Movimento 5 Stelle. Insomma, invece sul decreto sicurezza bis andiamo tranquilli, Paolo. Andiamo tranquilli anche lì con il voto di fiducia, così come la TAV, la mozione è un nulla di che. Gli uffici del Ministero hanno già scritto l'Unione Europea dando il consenso, è un palliativo per alcune frange del Movimento 5 Stelle che devono difendere un proprio elettorato. Una situazione che capisco ma che non sortirà nessun effetto. Ecco, allora abbiamo un'altra telefonata, cari ospiti. Allora, pronto? 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 Pronto, signora, prego, buongiorno. Sono Marisa. Marisa, ciao. Aspetta che abbasso. Abbassa un po' perché sennò qua... Pronto, allora. Dimmi. Io mi chiedo che differenza passa tra 5 Stelle e Lega e mi chiedo un'altra volta, cosa facciamo con queste qui? Noi diciamo di sì e loro dicono di no. Io sono una militante da 27 anni, ma sinceramente non ce la faccio più con questi. Grazie. Va bene. Allora Pietro, hai praticamente riassunto ieri quello che insomma ci chiedono i nostri ascoltatori. Come rispondi a Marisa? Ma io insomma sottoscrivo, ma lo dico da tempo, no? Purtroppo no, ma allora io voglio essere il più obiettivo possibile. Allora, non credo, non sono tra i cantori della catastrofe con questo governo, perché non è vero che non è stato fatto nulla. Ad esempio io noto, quella forse è la cosa più lampante, però dal punto di vista del contrasto all'immigrazione clandestina credo che probabilmente soltanto con la posizione di Salvini al Ministero dell'Interno potevano essere raggiunti questi risultati. E andava fatto da subito, cioè andava fatto nella cornice di un governo che doveva partire nell'estate scorsa, perché un'altra estate probabilmente sarebbe stata drammatica, perché al di là del fatto della vulgata, insomma, sì, gli accordi con la Libia funzionavano, però va detto che gli sbarchi poi sono calati con Salvini di un ulteriore 80%. Alcune norme secondo me a livello fiscale sono state benefiche, penso alla rottamazione, penso all'inizio di flat tax per le partite IVA, però insomma è accaduto che da marzo in poi si è rotto qualcosa. Io come coincidenza temporale ho notato che dal momento in cui Salvini ha partecipato al forum delle famiglie a Verona, la reazione di Di Maio è stata molto 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 dura, e da lì si è rotto qualcosa, perché poi siamo entrati in campagna elettorale per le europee. Di Maio ha aderito al coro di quelli che dipingevano Salvini come il neoriferimento fascista, come quello che voleva dare le armi a tutti. Insomma, c'è stato un po' uno squilibrio di cose. E vedo che purtroppo non è recuperabile questa situazione. Quindi specialmente
di fronte al fatto che questo paese necessita, poi dopo non so se l'onorevole Tiramani, insomma, mi farebbe piacere sentire anche la sua, Sì. questo paese che necessita di scelte di prospettiva dal punto di vista economico, anche dal punto di vista del contrasto dell'immigrazione clandestina, perché chiaramente oltre al contrasto agli sbarchi serve un piano B, cioè serve una fase 2, direi, che è quella di andare in Africa, di fare un'attività in Africa, di sensibilizzazione, di accordi politici più forti. Insomma, come serve lavorare molto in prospettiva. Mi chiedo se questa lite continua, se questo stop and go continuo sia inutile e magari sia doveroso pensare ad una cornice diversa, più naturale, più in direzione del centrodestra classico, o quantomeno di una nuova grande forza conservatrice che però governi senza freni e senza forze ambigue, Ecco, allora Paolo, tra poco rispondi a Pietro, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo, pronto? Pronto? Pronto, prego. Buongiorno, Andrea dalla provincia di Varese. Ciao Andrea, prego. Io volevo fare una domanda inerente agli assegni familiari, sì. alla modifica che è stata fatta questo ultimo anno. In pratica prima noi compilavamo un modulo, lo consegnavamo all'azienda e gli assegni familiari venivano subito direttamente, invece adesso hanno spostato tutto sul telematico. Volevo appunto chiedere al parlamentare lì presente chi ha fatto questa legge, perché è tutto intasato, ci saranno dei ritardi e quindi i lavoratori riceveranno in ritardo le somme che prima si prendevano subito. Volevo chiedere se il parlamentare lì presente è al corrente di questa situazione. Allora, vediamo un po'. Grazie mille Andrea. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No. Allora Paolo, non so se a tutto campo. No, l'ultima domanda non ne sono a conoscenza, però la riformulazione degli assegni familiari deriva appunto da un provvedimento legato al decreto dignità, di cui le appendici non conosco, però se poi mi volete mettere in contatto con chi ha chiamato, con i nostri uffici, cercheremo di capire qual è il problema. Sì. Io volevo fare un ragionamento politico a tutto campo. Sì. Il vecchio centrodestra, ma siamo sicuri di fare un governo con Forza Italia? Che proprio sull'immigrazione abbiamo visto la Prestigiacomo andare sulla Sea-Watch o altri esponenti contrastare quello che dice e fa Salvini? Francamente no. Ho anche dei dubbi a livello territoriale del partito Fratelli d'Italia, perché comunque Meloni è una personalità forte che va spesso in contrasto con la Lega. Bisognerebbe essere autosufficienti e questo non so ancora il momento propizio, probabilmente quello che Matteo sta cercando di fare e di ragionare. Io credo che per andare avanti con questo governo ci dovrebbe essere uno stop and go serio, o meglio una fase 2 di contratto con anche un impasto di alcune pedine, sia della Lega che soprattutto al Movimento 5 Stelle, per dare una nuova spinta propulsiva. Se no è evidente che il governo ha le gambe corte. Va bene, allora Paolo, noi ti salutiamo, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo presto. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie, buon lavoro. Allora, chiedo a Giulio Carnelli, al di là del vetro, ecco sì, Giulio, allora, tra poco avremo ospite anche Marzio Liuni, deputato della Lega. Senti, carissimo Pietro, ieri ho visto un video del vice premier Luigi Di Maio all'assemblea dei Navigator, no? C'era anche Parisi, che è insomma quello che ha curato questa, insomma, i Navigator. Che ne pensi? Non so se hai seguito il discorso, che ne pensi di tutti questi giovani che adesso troveranno lavoro per e ad altri giovani? Giovani che troveranno lavoro per trovare lavoro, insomma. Per trovare lavoro. Ma guarda, allora, io non sono tra i censori del reddito di cittadinanza a prescindere, ti spiego perché. Allora, oggi ci troviamo in un momento in cui c'è una grande evoluzione del lavoro, nel senso proprio di modalità di lavoro, di abilità che servono, di strumenti di lavoro, c'è una grande iniezione del digitale e questo porterà da qui a qualche anno ad un
coinvolgimento sociale molto molto importante, cioè cambierà nel giro di 5 anni il rapporto tra utilizzo delle macchine ed utilizzo della forza umana all'interno del processo produttivo, e cambierà in maniera molto molto importante. Ti do delle cifre: nel 2018 il 29% delle ore lavorate era appannaggio delle macchine e il 71% degli uomini. Nel 2022 quelle delle macchine passeranno a 42%, quelle degli uomini a 58%. L'Ocse ha detto che il 32% delle skills, cioè delle capacità, delle abilità, delle competenze, dovrà riorientarsi. Il forum Ambrosetti ha fatto uno studio dicendo che l'automazione porterà in Italia la perdita di oltre 3 milioni di posti di lavoro. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che noi abbiamo bisogno di nuove forme di welfare, perché tu non puoi lasciare per strada la gente, non puoi pensare che lo Stato abbandoni delle persone che sono espulse da questo cambiamento. Il reddito di cittadinanza è la risposta adatta? L'intenzione sì, ma la risposta non è adatta, perché avrebbe dovuto essere una norma di welfare to work, uno strumento di welfare to work, cioè tentativo di riorientare l'offerta e far sì che ci fosse un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si è trasformato in una roba che ti hanno cominciato a dare l'assegnino con i soldini a marzo. Adesso siamo a luglio e i navigator ancora devono essere formati. Quindi francamente intenzioni buone, risposta sbagliata. È una roba che è destinata secondo me ad avere molti problemi. È una roba che non è stata ben percepita neanche dalla popolazione, perché io vedendo un po' su internet eccetera è passata l'idea del fatto che ti arrivassero i soldi e non i soldi per poter lavorare, per cercare un lavoro, e quindi rischia di essere una misura assistenziale che fa proprio perdere tutto l'orientamento verso quello che avrebbe dovuto essere il vero obiettivo. E poi dico anche un'altra cosa: io, siccome ho fatto anche il consigliere comunale tra le tante cose per 5 anni, io ben conosco delle situazioni di disagio sociale che stanno sul territorio. Cioè, purtroppo va detto, tu di fronte tra i disoccupati hai spesso anche dei veri e propri casi umani, persone difficilmente gestibili. Allora noi siamo convinti che il navigator, il ragazzino che è neolaureato magari con il nuovo corso di formazione poi riesce a gestirle? Secondo me no. Poi vedremo, insomma, però questa è la mia idea. Allora, Pietro, abbiamo in collegamento telefonico con noi Marzio Liuni, deputato della Lega. Buongiorno Marzio, ciao. Buongiorno carissimi. Allora Marzio, come va? Che aria tira a Roma lì? Ma in questo momento, tra l'altro vi parlo dall'aula, stiamo vedendo gli ordini del giorno sul bilancio, un bilancio della Camera del 2018 che è chiuso con un attivo di 52 milioni di euro, che sommati a degli avanzi che erano rimasti negli anni daranno la possibilità di ridare al bilancio dello Stato 100 milioni di euro, la cifra più alta che è mai stata restituita dalla Camera dei Deputati. Questo grazie al grande lavoro di standing review, diciamo così, della Camera, una riduzione o una sostanziale revisione di tutti i servizi, per cui è stato fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro, questo ci rende orgogliosi. Ma la cosa più importante che è stata fatta in questo anno è stato far ripartire i concorsi per le assunzioni del personale. Voi dovete pensare che negli ultimi 12 anni sono diminuite di 700 unità il personale della Camera, che forse probabilmente prima era eccessivo. Sono stati esternalizzati alcuni lavori minori, voglio dire dalle pulizie agli interventi di manutenzione, gli elettricisti, i muratori, che prima erano tutti dipendenti della Camera, e c'era stato il blocco delle assunzioni. Siamo ripartiti. C'è un concorso in atto, giusto? È stato bandito? Ce n'è uno in atto per 33 posti di lavoro. Ne ripartirà uno a brevissimo per 3 posti per professionalità, ingegneri, architetti,
Sì. E da qua al 31/12/2020 partiranno per tutte le professionalità presenti all'interno. Anche assistenti parlamentari, Marzio? Assolutamente sì. Ecco, tu fai parte dell'ufficio di presidenza, no? Che si occupa anche di queste cose, giusto? Ecco. Allora, lascio la parola a Pietro, una domanda rapida perché so che Pietro poi deve lasciarci. Pietro, prego. Sì, volevo chiedere, insomma, tornando un po' ai tempi diciamo, dell'agenda stretta parlamentare, non faccio una domanda per la Camera, ma per il Senato, ma comunque di politica generale, cosa vi aspettate dal confronto con il Movimento 5 Stelle sul decreto sicurezza bis? Benissimo. Ma ci aspettiamo che venga votato. Assolutamente, c'è stata ampia discussione, ma ci aspettiamo che venga votato. Ma ci sarà la fiducia, la questione di fiducia? Penso proprio di sì. Ecco, benissimo, benissimo. Grazie. Allora Pietro, io ti saluto perché so che devi lasciarci, grazie mille, ci risentiamo Grazie a voi, giovedì buon prossimo. proseguimento. Grazie mille a Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Senti Marzio, invece con te vorrei parlare insomma purtroppo di quella brutta tragedia del carabiniere ucciso a Roma. Ci sono sviluppi nelle indagini, poi leggevo dalla pagina Facebook del ministro Salvini che si è recato scalfarotto in carcere, no? A vedere le condizioni, non ricordo il nome del ragazzo americano, no? Che ne pensi? Ma chiaramente l'onorevole Scalfarotto ha tutto il diritto di andare a verificare quali siano le condizioni. Mi sembra strumentale perché non credo di averlo visto in altre situazioni andare nelle carceri a verificare lo status delle persone incarcerate momentaneamente in attesa degli sviluppi. Detto questo, abbiamo ampia fiducia nella magistratura, si stanno così sciogliendo tutti i nodi che sembra le opacità della questione. Mi sembra che i carabinieri stiano spiegando benissimo l'accaduto e poi la giustizia farà il suo corso. Io credo che non verranno torturati, ma verranno trattati come tutti i detenuti in attesa di giudizio. Certo, senti Marzio, ma ieri è stato abbozzato il provvedimento che permette di votare al Senato a 18 anni o no? Avevo letto questa notizia. Sì. Però è ancora presto, no? Perché ci dovrebbero essere altre letture, no? Sì, infatti. Ecco. Comunque c'è stata anche qui un'ampia discussione sulla questione, le due Camere avevano questo tipo di differenza che mi sembra logico che rimanga. Ecco, senti Marzio, come sta andando il progetto Scuole Sicure? Bene, abbiamo parecchie, i comuni sono molto interessati a questa cosa, stanno portando avanti tutti i progetti del caso, si sono interessati alla questione perché voglio dire, parliamo di sicurezza, la sicurezza per i cittadini deve essere percepita e il fatto della sicurezza in senso generale nelle scuole che passano dai controlli, passano dalle strutture, per cui noi siamo favorevoli a questo tipo di intervento e lo stiamo portando avanti con forza. Pronto? Allora, scusami Marzio, ma non c'era l'audio. Marzio, ti sentiamo? Ah, adesso mi sentite? Sì. Allora Marzio, volevo chiederti una parola sulla tragedia, sull'inchiesta meglio di Bibbiano. Questa è una brutta pagina. Io voglio spezzare una lancia comunque per gli assistenti sociali, nel senso è un lavoro difficilissimo. Ma lì non si tratta del lavoro degli assistenti sociali, ma probabilmente di aver abusato del fatto di avere il potere di decidere una cosa o l'altra. Sembra che stia emergendo questo. Se questo fosse vero sarebbe un fatto gravissimo, queste persone vanno perseguite. Sì. Però ricordiamoci che come sempre in tutte le cose non tutti sono così, è un lavoro molto difficile e particolare. Purtroppo però in quella zona lì sta emergendo dell'altro ed è giusto approfondire e vedere, perché chi ha abusato, ripeto, del suo potere per fare dell'altro va severamente punito. Benissimo, allora Marzio, noi ti lasciamo, grazie mille come al solito per essere stato qui con noi. Scusate, ma sono in aula e non fa niente, scusate. No, va bene, grazie. Allora, buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille a Marcio Liuni, deputato della Lega. Allora, adesso dalla regia Giulio mi dà l'ok. In collegamento telefonico con noi abbiamo Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Buongiorno Isabella. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, grazie mille. Non so se è la prima volta qui in radio, sei intervenuta con Sammy Varin. Com'è la prima volta comunque? Isabella, piacere. Primissima, in assoluto. Piacere mio. Allora Isabella, volevo che tu, come noi facciamo di solito con i nostri ospiti, ti presentassi molto velocemente, no? E ci raccontassi che emozione hai vissuto per essere stata insomma eletta all'Europarlamento. Un'emozione grandissima, anche se io qualche lezione di fatto l'ho affrontata. Come dico sempre, sebbene abbia 32 anni appena compiuti, politicamente sono, come si suol dire, da rottamare, perché io ho iniziato quando avevo 23 anni a fare il consigliere comunale della mia città, poi ho fatto l'assessore. La tua città qual è? La mia città è Bustarsizio. Ah, benissimo, sì. Bustarsizio, poi sono diventata assessore, poi una grandissima soddisfazione essere vice sindaco e poi addirittura l'occasione che mi ha consentito il movimento di essere europarlamentare per il collegio del nord-ovest con rappresentanza della provincia di Varese, che ovviamente è casa mia, quindi un'emozione grandissima anche per poi il risultato che ne è conseguito, un risultato in termini di preferenze davvero che non mi aspettavo, e questa è la dimostrazione che quando si muove l'esercito di militanti, l'esercito e la filiera della struttura dei giovani padani, insomma, è una forza non indifferente. Ecco, quindi sei giovanissima. Senti Isabella, allora al Parlamento europeo che si dice? Quali sono le novità di queste settimane? No? Di che cosa avete discusso principalmente? Tu di che commissione fai parte? Allora, io ho chiesto di far parte di 2 commissioni, sono stata fortunata perché entrambe mi sono state effettivamente acconsentite. La prima è la commissione ITRE, che si occupa di industria, di innovazione e di energia, per me che provengo dalla provincia di Varese, dove il manifatturiero è fortissimo, è importante presidiare quei temi. E poi un'altra commissione che tenevo ad avere, a rappresentare, la commissione FEM, che viene concepita per una parte di forze politiche che siedono in Parlamento come una commissione esclusivamente a senso unico per tutelare la teoria gender e quant'altro. La mia rappresentanza lì invece aveva un significato diverso, che era quello invece di rappresentare il tema delle pari opportunità, ma un'occasione per portare comunque alla luce e alla riflessione un tema fondamentale che io ho trattato molto anche in campagna elettorale, che è il tema dell'islamizzazione, di cui se ne parla troppo poco perché è concepito come un qualcosa di molto lontano, che in realtà però è ben più presente, ben più vicino e imminente di quanto noi possiamo pensare, che quindi va affrontato immediatamente. Certo. Allora Isabella, io ti interrompo un attimo perché andiamo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimi minuti. Va bene, grazie. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.
Rieccoci carissimi amici. Eccoci. Ecco, grazie mille Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, in collegamento con noi. Allora Isabella, c'è un'ascoltatrice, mi dicono dalla regia, un'ascoltatrice affezionata, si chiama Lisetta, la signora Lisetta. Buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Allora, io volevo chiedere questo a lei, onorevole. Non è ben chiaro cosa voglia Conte, cioè vuole una crisi di governo al buio oppure esiste già un piano B a cui lui e i 5 Stelle stanno puntando da tempo. E io dico accordo 5 Stelle PD? Punto di domanda. Allora, Ursula von der Leyen, spero di aver pronunciato il nome esatto, è stata eletta grazie ai voti, mi sembra, determinanti dei 5 Stelle e dell'Italia. Eppure Conte parla di possibili ripercussioni sulle trattative. Mi sembra che si svolgeranno per definire la composizione della squadra di neocommissari. La maggioranza risicata in Europa, cioè grazie ai 5 Stelle, non rende più debole, secondo me, la posizione italiana. Al contrario, i voti italiani risultano essere chiaramente determinanti. E questo i tedeschi e i francesi lo hanno capito sicuramente. Che Conte tenga il punto e, se occorre, batta i pugni sul tavolo di Bruxelles per avere un numero significativo di commissari nelle posizioni che contano, senza mostrarsi pavido, dico io, e accondiscente con francesi e i tedeschi. Tutto qua. Tutto qua. Arrivederci. Grazie mille. È molto informata la signora, devo dire, anche sui temi però forse europei. Non ha detto che domani la signora von der Leyen sarà a Roma per una colazione di lavoro col Premier Conte. Questo non lo sa. Di che cosa parleranno secondo te, Isabella? Guardi, l'agenda del Premier Conte ancora non la conosco, mi piacerebbe però che si parlasse finalmente di temi che sono cari all'Italia e che venissero per la prima volta affrontati dalla Presidente della Commissione Europea, dal momento che nel discorso di candidatura che ha pronunciato a Strasburgo purtroppo io non ho ascoltato temi o comunque sia delle proposte valide su temi che per l'Italia sono nevralgici. È stato un discorso molto nebuloso, il tema dei migranti è stato affrontato all'acqua di rosa, ma lo comprendo, nel senso che la signora Ursula von der Leyen è stata eletta anche con i voti dell'estrema sinistra, che hanno una posizione assolutamente netta nei confronti dell'immigrazione, pretenderebbero che l'Italia aprisse i porti sempre e comunque domani mattina. Quindi è evidente che il discorso fosse molto timido su questi aspetti, ma non ho sentito parole neppure su altri temi fondamentali per l'Italia, come l'agricoltura. Ha parlato genericamente di ambiente, ma forse si dimentica che l'agricoltura è una parte integrante del tema ambientale ed è una parte integrante anche degli aspetti economici del nostro paese. Non una parola su quello. D'altronde siamo stati anche l'unico gruppo all'interno del Parlamento che, ribadisco, rappresenta il 10%, che lei non ha incontrato in via ufficiale, sempre per il famoso timore di perdere a quel punto l'appoggio dell'estrema sinistra, che avrebbe revocato qualora lei avesse trattato con le famigerate forze sovraniste, che sarebbero la Lega e in generale il gruppo ID. Quindi superato questo impasse iniziale, dove comunque lei è stata eletta con una maggioranza risicatissima, e questo deve essere comunque sia sottolineato, quindi lei non governa il Parlamento, è stata eletta per 9 voti, a questo punto non può più far finta di rinunciare all'appoggio delle forze sovraniste, perché poi le alleanze all'interno dei singoli provvedimenti, quando si andrà a votare, cambieranno a seconda anche delle sensibilità dei vari governi nazionali, e quindi lei non può più rinunciare o fare finta di fregarsene del nostro appoggio, e a compromessi dovrà necessariamente scendere, perché, ribadisco, il gruppo ID rappresenta il 10% del Parlamento e la Lega in particolar modo è il partito più votato non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Certo. Senti Isabella, per quanto riguarda invece un po' gli altri paesi, o meglio la Brexit, che si dice con Boris Johnson? Ma allora direi che comunque sia
a prescindere da come uno la pensi rispetto alla Brexit, se vale ancora la regola della democrazia e della legittimazione popolare, la vittoria, anzi la stragrande vittoria di Farage di fatto è come se fosse stato un secondo referendum rispetto alla Brexit e rispetto al quale i cittadini a maggioranza hanno comunque confermato la volontà di uscire. La Presidente della Commissione von der Leyen anche su questo tema ha come al solito dato una risposta ad acqua di rose dicendo che lei è disponibile ad una proroga dei negoziati qualora servisse più tempo al Regno Unito per uscire dall'Europa. In realtà è semplicemente un contentino, se non una presa in giro. Il concetto è che non serve più tempo, serve un cambio di atteggiamento da parte dell'Unione Europea che finalmente faccia un passo avanti nei confronti del Regno Unito e che acconsenta a cambiare alcuni termini dell'accordo che appunto permetterebbero al Regno Unito legittimamente di andarsene da un'Unione Europea che non deve essere appunto una prigione o un labirinto all'interno del quale quando si entra non se ne esce più, perché gli stati sono ancora sovrani, se decidono di uscire possono farlo, senza però che questo comporti il totale isolazionismo dai mercati e dal commercio. Quindi comunque sia un passo concreto da parte dell'Unione Europea non è quella di concedere più tempo, ma di scendere a compromessi nella sostanza quel famigerato accordo firmato sì da Theresa May, ma che comunque è stato bocciato dal Parlamento del Regno Unito e quindi un cambio di passo che io mi aspetterei nei confronti di un'Unione per far vedere che finalmente ha un occhio di riguardo anche per chi vuole andarsene, sarebbe appunto quello di modificare la sostanza dell'accordo, non più tempo per i negoziati. Benissimo. Senti Isabella, per quanto riguarda un po' la politica italiana, no? Abbiamo visto ieri sulla giustizia degli scontri sull'autonomia. Secondo te che decisione si prenderà? Ma sull'autonomia io non vedo decisioni da prendere, nel senso che la decisione è soltanto una. Nel 2017 milioni di italiani, e non parlo di milioni di leghisti, ma milioni di lombardi e di veneti, hanno espresso una volontà chiara: avere maggiore autonomia. Ora che i 5 Stelle hanno sempre fatto delle consultazioni popolari un cavallo di battaglia, vadano a calpestare così la volontà popolare di milioni di cittadini italiani, ripeto, non della Lega, perché questa richiesta è venuta da più parti, di fatto significa non rispettare la democrazia, perché vorrei ricordare che anche i consiglieri regionali di Regione Lombardia dei 5 Stelle hanno votato a favore dell'autonomia, quindi significherebbe a quel punto che il governo 5 Stelle a Roma non rispetta più la volontà dei territori. Mi dispiace che si strumentalizzi un istituto che è previsto dalla Costituzione, quindi quando si dice che divide il paese in due è impossibile, perché uno strumento previsto dalla Costituzione non può essere uno strumento che disgrega l'unità nazionale. Detto questo, sono emersi recentemente i dati sulla preparazione scolastica dei nostri ragazzi italiani, forse non hanno capito che il paese è già spaccato a metà, è già a 2 velocità, e che se continuiamo su questa strada, cioè la strada dell'assistenzialismo, allora il divario tra sud e nord effettivamente aumenterà sempre di più. Se invece cambiamo passo e responsabilizziamo le amministrazioni, in particolar modo quelle del sud, finalmente anche il sud inizierà a riprendere ad una velocità differente, e a quel punto allora si potrà parlare veramente di unità nazionale, perché ora se ne parla tanto, la si sbandiera, ma è solo sulla carta. In realtà siamo un paese spaccato in due. Una riforma che premia la modernità, la responsabilità e il buon governo non può essere che una riforma positiva, altrimenti continuiamo a nascondere la polvere sotto il tappeto, a dire che andiamo bene avanti così, e staremo sempre
sempre più spaccati in due, perché il nord non sarà più in grado di sopperire alle lacune del sud. Sì. E quindi di conseguenza ci troveremo tra un po' di fronte ad un sud che è condannato alla profonda involuzione, cioè saremo al Medioevo. E a un nord con le ali tarpate che non andrà più da nessuna parte e non potrà più nemmeno aiutare il sud. Allora Isabella, grazie mille, davvero chiarissima, grazie per essere stata con noi. Quando sei libera ti ospitiamo volentieri in radio. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, volentieri, buon lavoro. Grazie mille a Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Allora, adesso il consueto appuntamento, no, del mercoledì e del giovedì con ormai due amici di RPL, Alessandro Rico, buongiorno, giornalista della Verità. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, ti sento un po' giù dal tono di voce, che succede Alessandro? No, guarda, io credo che sia la mia postazione loculo. Dico, ti sento bene, ti sento un po' triste, o no? No, appunto, siccome ho la postazione dell'oculo, inevitabilmente sono triste, quindi adesso mi sposto nella postazione è allegria, agosto allegro, e quindi ci vogliono un po' di vacanze praticamente. Sì, esatto. Allora, poi abbiamo Francesco Giubilei, Giubilei. Ciao Buongiorno. Francesco, presidente della Fondazione Tatarella. Allora, Alessandro, c'è un tuo articolo di oggi sulla Verità che parla sempre dell'orrore dei bimbi, racconti una storia di un bambino, e precisamente siamo a Rosolini in provincia di Siracusa, un'odissea di un bambino che insomma ha scoperto tante cose. Raccontaci un po'. Questo bambino è stato molto coraggioso nel 2017 perché poverino ha assistito all'omicidio della madre da parte di suo papà. Il papà diede fuoco alla donna, il bimbo ha assistito alla scena e mentre il padre cercava di sviare le indagini parlando di un incidente domestico, dell'esplosione di una bombola di gas da campeggio, invece il bambino raccontò alla nonna e quindi agli inquirenti che era stato proprio il padre a dare fuoco alla mamma. Dopo questa tristissima vicenda, il bambino ha cominciato a vivere una vera e propria odissea di spostamenti, perché prima era stato dai nonni paterni, che furono poi dichiarati inadeguati all'affido perché peraltro lo mettevano in contatto con il padre che era in carcere e che ovviamente non aveva più titolo per poter fungere da educatore di questo bambino. Poi è passato alle cure dei nonni materni, poi alla zia, che è la sorella della vittima, che però purtroppo ha una figlia gravemente malata, gravemente disabile, e quindi lo scorso inverno ha dovuto rinunciare a prendersi cura del bambino, che è tornato dai nonni materni. Purtroppo però cosa succede? Che i nonni materni, forse per un po' di ingenuità, di superficialità, non avevano presentato richiesta formale di affido del bambino e quindi a un certo punto il tribunale dei minori aveva deciso di togliere questo bambino ai nonni e di collocarlo in una casa famiglia. A quel punto, complice forse anche l'atmosfera che si è creata in Italia dopo lo scandalo di Bibbiano e quindi una particolare sensibilità da parte delle persone dell'opinione pubblica rispetto a queste questioni, i nonni hanno lanciato un appello su Facebook, tutto il paese del siracusano si è mobilitato, alla fine il giudice proprio ieri mattina ci doveva essere la consegna del bambino ai servizi sociali che l'avrebbero poi portato in casa famiglia, invece il giudice ha deciso una sospensiva di questa decisione, quindi si prenderà altri mesi per stabilire cosa fare di questo ragazzino che oggi ha 11 anni. Nel frattempo, logicamente, i nonni potranno anche perfezionare quelle pratiche burocratiche che per ingenuità non avevano concluso precedentemente. Quindi, se non altro, una storia che potrebbe avere un lieto fine che questo bambino si merita e che però è significativa perché ci testimonia anche l'atmosfera che si è creata
nell'opinione pubblica, la sensibilità che si è creata nell'opinione pubblica rispetto a un problema che evidentemente è molto sentito e molto diffuso, non solo a Bibbiano ma in tutta Italia. Molti ci hanno tenuto, anche molti esperti ci hanno tenuto a sottolineare questa cosa, cioè che Bibbiano non è un caso isolato, ma che esiste un vero e proprio sistema anche ideologico di pregiudizio nei confronti della famiglia tradizionale, di ricerca continua dell'orco al quale sottrarre i bambini. Certo, senti Alessandro, ora di che cosa ti occuperai in questi giorni? Sempre di queste storie o di altro? Guarda, noi ci stiamo occupando molto del tema di Sandro Gozzi. Oggi io scrivevo anche, provavo ad analizzare in modo razionale la questione della cittadinanza, perché voi sapete che ieri la Meloni ha scritto una lettera a Conte chiedendo al Premier di togliere la cittadinanza a Sandro Gozzi, che assumerà un incarico di consulente per gli affari europei nel gabinetto di Edouard Philippe, quindi nel governo francese, e anche Di Maio aveva detto valuteremo, è una cosa inquietante, valuteremo cosa fare se togliere la cittadinanza a Gozzi. Ora, io oggi mi sono chiesto questa cosa: è possibile davvero togliere la cittadinanza a Sandro Gozzi, la cittadinanza italiana? Beh, a quanto pare c'è una legge che potrebbe consentire questa cosa, della ragione per cui la Meloni ha scritto a Conte, cioè se il governo italiano ordinasse a Sandro Gozzi di lasciare l'incarico nel governo francese e Gozzi rifiutasse, a quel punto ci sarebbero gli estremi per la revoca della cittadinanza. Ci sono poi ovviamente una serie anche di problemi, nel senso non è così pacifico che basti applicare questa norma, perché poi c'è la Costituzione che dice non si può privare della cittadinanza una persona solo per motivi politici, e quindi Gozzi potrebbe dire beh, ma questa è una persecuzione politica nei miei confronti, e poi c'è anche la Convenzione sulla politia cui l'Italia aderisce, che stabilisce che non si può revocare la cittadinanza a una persona se questo significa renderla polide. In questo caso sarebbe proprio la circostanza che capiterebbe a Gozzi, a meno che Macron non decida di conferirgli la cittadinanza francese. Quindi è una situazione un po' ingarbugliata. Speriamo che a differenza di quello che Macron ha fatto con i migranti a Ventimiglia, almeno questo immigrato se lo tenga e non ce lo restituisca più. Il problema però poi è anche politico, perché in realtà Gozzi, avendo ricoperto un incarico delicato nel governo Renzi, è comunque a conoscenza di informazioni sensibili che a questo punto noi ci potremmo domandare se non le sta anche rivelando al governo francese, per il quale dovrà lavorare. Qui c'è anche un problema di sicurezza nazionale, altro che Hotel Metropoli. Allora, abbiamo sempre in linea Francesco. Francesco, buongiorno di nuovo a te. Buongiorno di nuovo. Allora, Francesco, parliamo un po' d'America, no? Abbiamo delle notizie dall'America, l'annuncio dall'America: ucciso il figlio di Bin Laden, noi parte dell'operazione, dicono, e poi c'è un altro articolo oggi sul Corriere della Sera che titola "Quando i Trump scrivono libri". Ora tocca a Donald Jr., che pubblica un libro dal titolo, correggimi se sbaglio, è Triggered, un testo militante pensato apposta per fare campagna per il papà. Che vuol dire Triggered? Sì, è una sorta di manifesto che viene scritto dal figlio di Donald Trump. Trump, diciamo, sta costruendo una sorta di dynasty, a differenza di quanto è avvenuto in Italia con Silvio Berlusconi, che o non è mai riuscito lui direttamente a coinvolgere i figli in politica, oppure forse anche esattamente i figli non si sono mai voluti impegnare direttamente in politica. In realtà negli Stati Uniti sta avvenendo tutt'altro. Sappiamo già del ruolo che Ivanka Trump e suo marito hanno all'interno dell'amministrazione USA. Ivanka Trump è portata dallo stesso Donald Trump in vari eventi, in varie iniziative. E ad oggi invece c'è Donald Jr. che pubblica questo libro, che è una sorta di manifesto che viene scritto proprio per cercare di portare avanti tutta una serie di visioni politiche legate all'amministrazione Trump. C'è poi anche un altro aspetto interessante della politica americana in questi giorni, che è il dibattito che assume un po' come in Italia. Da questo punto di vista possiamo fare un paragone
anche dei passaggi grotteschi e paradossali, che è il dibattito per individuare il candidato alla presidenza da parte dei democratici. C'è stato una prima tranche l'altro ieri, si sono schierati sulla CNN in un dibattito 10 ipotetici candidati, poi c'è stata ieri una seconda tranche, e i candidati che al momento sono in pole position sono il socialista, viene definito in questo modo, Bernie Sanders, e dall'altro lato Joe Biden. Sono i due candidati più probabili. Entrambi rappresentano, soprattutto Sanders, che ha 77 anni, non solo da un punto di vista anagrafico, ma anche da un punto di vista proprio di modalità di fare politica, una politica più novecentesca, se vogliamo, o comunque legata a un dibattito tra democratici e repubblicani precedente allo sconvolgimento di Donald Trump. Non sembrano francamente nessuno dei due poter essere degli sfidanti che possano andare ad intaccare nelle prossime elezioni presidenziali il ruolo di Trump, che peraltro è sempre più in ascesa. Qua in Italia abbiamo tutta una visione politica degli Stati Uniti completamente alterata a causa, dei mainstream media o del liberal media, che ci fanno vedere un Trump sotto attacco costante. In realtà in America Trump, le quotazioni per una sua vittoria alle elezioni del 2020 sono sempre più ampie, a meno che, e concludo, il Partito Democratico non riesca a tirare fuori il famoso jolly e quindi trovare un candidato controcorrente o comunque innovativo, che possa poi impattare nei confronti anche dal punto di vista comunicativo di Donald Trump. Certo. Senti Alessandro, ci sono delle notizie di stalker, no? Sono stati arrestati 2 stalker, sia di Giorgia Meloni che della Fiorella Mannoia, della cantante. In Italia la legge sullo stalking adesso cosa prevede? Allora, la legge sullo stalking è una legge anche abbastanza recente, che se non erro risale alla scorsa legislatura. Prevede appunto che per chi perseguita spasimanti debba essere assicurato alla giustizia, debba essere arrestato. Qui però la questione è questa: al di là adesso dei casi della cronaca, quindi questo della Meloni, quello della Mannoia, che sono casi di persone anche di VIP, chiamiamoli così, che peraltro sono state perseguitate a lungo, perché oggi leggevo l'intervista della Meloni al Corriere, diceva sono stati 2 anni di minacce da parte di quest'uomo, che io ho detto spasimanti, ma è un eufemismo. In realtà molto spesso questi minacciano, telefonano a orari assurdi, si presentano anche nei luoghi frequentati da queste persone, dalle vittime. Però abbiamo visto che in molti altri casi di persone, tra virgolette, comuni, invece non c'è un efficace contrasto all'operato di questi stalker, di questi persecutori. Cioè molto spesso le vittime vanno in caserma, denunciano, dicono questa persona, spesso un ex partner di solito, mi perseguita, uno stalker, ma poi non vengono presi veri provvedimenti contro questi soggetti. E alla fine è successo per dire di recente sulla Riviera Ligure, quando c'è stato l'omicidio di quella ragazza cui l'ex aveva sparato un colpo di pistola. Queste ragazze denunciano, ma poi non si fa niente, non vengono bloccati questi soggetti e si arriva all'omicidio alla fine, cioè alla conseguenza peggiore che la legge sullo stalking doveva proprio impedire. Questo mi fa pensare 2 cose. Uno, che gli strumenti legislativi non sempre sono garanzia efficacia di un'azione di contrasto a un fenomeno che crea allarme sociale. Cioè noi spesso pensiamo che la soluzione a tutto sia una legge, invece molto spesso non è così, perché poi nella prassi succede tutto il contrario. C'è la legge, ma magari molte situazioni vengono sottovalutate, anche perché oggettivamente le forze dell'ordine non è che possono stare dietro a tutte le segnalazioni che lì per lì possono apparire anche tutto sommato trascurabili. L'altra cosa che però mi viene in mente è: non passiamo all'eccesso opposto, per cui cominciamo a considerare l'uomo sempre potenzialmente come uno stalker, come un violentatore, come un prevaricatore, come un potenziale assassino. Invece ho la sensazione che molta della sottocultura femminista, che purtroppo permea anche alcune forze di centrodestra,
tenda un pochino a enfatizzare questo presunto lato atavicamente criminale dell'uomo che invece insomma, secondo me alimenta solo una inutile guerra tra sessi che peraltro insomma, non ha riscontro nella realtà, perché nella realtà la maggior parte delle persone si amano in modo sano e viva Dio, le situazioni di violenza e di prevaricazione sono l'eccezione, non sono la norma. Sì. Allora, Francesco, c'è una foto, tra l'altro anche pubblicata dal ministro Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, che ritrae dei migranti a Trieste che insomma si lavano e fanno addirittura il bucato sul molo Audace. Dicono pensavamo fosse una piscina, non sapevamo ci fosse un divieto, volevamo fare una doccia e lavare i nostri vestiti. E come commenti questa foto? Non so se l'hai vista. L'ho vista purtroppo, ma il problema è che è sempre lo stesso, che nel nostro paese gli stranieri, siano in questo caso dei migranti, siano dei tifosi di una squadra di calcio che viene in trasferta in Italia, siano dei turisti che vengono a visitare Roma, si permettono di fare delle cose che credo nei loro paesi non gli verrebbe neanche nell'anticamera del cervello di compiere determinati gesti. Noi abbiamo l'immagine dei turisti che si fanno anche pochi giorni fa il bagno nella fontana di Trevi, i tifosi della squadra olandese che distruggono la barcaccia, e poi abbiamo in tutte le città italiane questi migranti che o vuoi fanno il bagno nelle fontane o si sdraiano in monumenti o occupano totalmente dei parchi che dovrebbero essere invece di competenza delle famiglie, dove dovrebbero giocare i bambini. Questo genera da un lato un'illegalità, perché stanno compiendo dei reati, dall'altro lato anche una questione di ordine pubblico, ma anche di decoro delle nostre città. Peraltro in una città che ha un'importanza fondamentale per la storia italiana, in un luogo come è il Molo Audace di Trieste, che non è un luogo qualsiasi, sappiamo tutti i fatti legati alla conquista della città, alla riconquista della città di Trieste durante la Prima Guerra Mondiale, quindi è anche un luogo simbolo per la nazione. È chiaro che tutte queste persone devono essere sanzionate in modo anche esemplare e vi deve essere un controllo per evitare che questi gesti possano essere ripetuti. E purtroppo invece molto spesso avviene il contrario. C'è un fatto di cronaca di cui non si è parlato tanto, che può essere anche indirettamente legato a quanto stiamo parlando, ovvero quanto è avvenuto ieri a Rovigo, dove un giudice di pace ha sostanzialmente restituito, decretato la sospensione della patente a un autista di uno scolabus che guidava ubriaco, si è ribaltato con 15 bambini a bordo e dopo non pago di ciò è scappato dopo l'incidente. Bene, il giudice di pace gli ha restituito la patente. Ora è evidente che se anche la polizia nel caso di questi migranti sanziona coloro i quali hanno fatto questo gesto, questo bagno nel Molo Audace, e successivamente non c'è da parte della magistratura sia civile sia penale un inasprimento di quelle che sono le pene, un'applicazione della legge, è chiaro che anche il lavoro delle forze dell'ordine molto spesso viene meno. Quindi serve tutto un sistema che vada a punire tutti coloro i quali si macchiano di reati di questo genere. Benissimo, allora io vi ringrazio ragazzi, ringrazio Alessandro Rico, giornalista della Verità, e Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tattarella. Ci risentiamo con voi la prossima settimana. Io vi auguro una buona giornata, poi un buon weekend e buon lavoro a tutti e due. Grazie mille. Grazie altrettanto. Grazie mille. Allora, noi siamo in chiusura, ringrazio i registi oggi al di là del vetro e ringrazio tutti voi che ci avete seguito, e ci risentiamo puntuali domani alle 10:35 con Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura, per parlare di agricoltura. Grazie mille a tutti. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store.